Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Guardiamo il video. Il calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi è intervenuto in esclusiva a Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Ecco le sue parole. Lecce-Napoli? Credo che in ogni partita si possa fare qualcosa in più. Sapevamo che avremmo affrontato una partita difficile e quindi fin dai primi minuti abbiamo cercato di chiuderli nella loro metà campo. Ovviamente si è creato anche un clima importante a loro favore e quindi con tutte le nostre forze abbiamo cercato di riorganizzarci e portare a casa il risultato. Credo che ognuno di noi sia sempre stato preparato ad affrontare le difficoltà quest'anno. Mio padre mi diceva sempre: se non puoi essere un titolare, cerca di essere la migliore riserva. Questo è ciò che ognuno di noi cerca di fare. Raschietto? Inutile parlare di lui, ha delle qualità importanti e le dimostra sempre. MC Fratn? Nacque subito. Provengono da un altro paese, lontano da qui, e da napoletano cerco sempre di farli sentire a casa, come farebbe qualsiasi napoletano con uno straniero. Ogni giorno cerco di farli sentire parte di questo progetto ed è così che è nato questo soprannome che piaceva loro. Nelle storie delle squadre vincenti, dietro c'è sempre un gruppo forte. Un gruppo composto da tanti giocatori, non solo titolari, ma gente che dà il massimo anche in allenamento, per aumentare l'intensità e preparare al meglio chi domenica partirà dal primo minuto. Quest'anno siamo stati molto fortunati a lavorare con il signor Conte, perché sta ampliando la nostra esperienza. Ogni giorno cerco di imparare una mossa nuova e sento di essere cresciuto molto grazie a questo. Difensore o quinto? Date le mie caratteristiche preferisco giocare come quinto giocatore, ma per la squadra sono disponibile a tutto. Ultimi 3 passaggi? Stiamo vivendo questa situazione con la dovuta serenità, ma con la consapevolezza che stiamo giocando qualcosa di importante e unico. Il mister sta cercando in tutti i modi di farci capire che non saranno partite facili. Sulla carta, per un tifoso, potrebbero sembrare partite semplici, ma a Lecce abbiamo visto che non è proprio così. Ogni giorno cerchiamo di riorganizzarci e di restare concentrati nel modo giusto e di avere tutta l'energia necessaria per affrontare queste gare. Napoli-Genova? Penso che qualsiasi squadra che arrivi qui in questo momento vorrebbe fare la giocata dell'anno, ma noi dobbiamo essere preparati, insieme ai nostri tifosi che ci daranno grande forza, e cercare di portare a casa un risultato che ci sia molto utile. Inter in finale di Champions League? Facciamo i complimenti all'Inter perché sta giocando una grande Champions League e le auguriamo buona fortuna per la finale. Dobbiamo però riflettere sul nostro obiettivo, che abbiamo molto chiaro in mente. Come ha detto il mister, dobbiamo provare a scrivere questa storia, ma questo libro non è ancora finito. Mancano alcune pagine, quelle più importanti, e cercheremo di dare il massimo fino alla fine. Il futuro Conte? Lanciamo una moneta. È quanto dice Fabio Cannavaro sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Focus sul destino del CT italiano. Secondo l'ex difensore del Napoli, la sua conferma, nonostante un contratto fino al 2027, è tutt'altro che certa. Non sono sicuro che rimarrà. A meno che non facciano un mercato da 300 milioni. E comunque, vincere e andare via è una scelta. A volte una filosofia tipica dei club italiani, che poi decidono di puntare sugli stranieri. Raccontare? Non mi lascio influenzare. È stato molto bravo a fare da guida in un momento molto delicato. Ricostruì il tutto con giocatori di qualità che avevano già vinto e aggiunse le sue conoscenze. Sapeva come gestire l'azienda, il che non era facile. E al suo fianco c'era Lele Oriali, un gigante che di calcio se ne intende. L'attaccante del Paris Saint-Germain Kvicha Kvaratskhelia ha parlato a prime video al termine della semifinale di ritorno contro l'Arsenal, terminata 2-1. Sono molto felice, perché siamo in finale e, per me, è stato un sogno. Tutto è successo così in fretta. Sarà una partita difficile contro l'Inter, che merita di essere in finale. La rispettiamo. È una delle squadre più forti al mondo, ma lo siamo anche noi, e meritiamo di vincere la Champions League. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Pensi che saremo campioni dello scudetto? O no? Lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!